Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, tante le notizie di cronaca, vi renderemo noto tra pochissimo con i nostri inviati di un'importante operazione contro la pedopornografia online che ha portato all'arresto di 12 persone, 14 sono state denunciate, sono state sequestrate anche migliaia di file pedopornografici, un'inchiesta che ha coinvolto parecchie regioni d'Italia, anche il Veneto, con degli arresti che sono stati eseguiti nelle province di Treviso, di Venezia e di Vicenza. Tra poco ne parleremo con la nostra Ilaria Marchiori, ma ci sono anche delle novità sul fronte della cronaca. Più avanti nel corso del TG ci collegheremo con Vittorio Veneto, dove dopo i fatti degli ultimi giorni si è verificato un ennesimo grave episodio, una rapina ai danni di una persona che usciva dalla palestra. E poi il dolore questa mattina nella chiesa lefebvriana di Lanzago di Silea, dove sono stati celebrati i funerali di Francesco Favaretto, il 22enne ucciso dal branco in via Castelmenardo a Treviso lo scorso dicembre, delitto per il quale 3 ragazzi giovanissimi sono in carcere, 2 maggiorenni, 1 è minore. Questa mattina dunque l'ultimo saluto che ha visto la mamma di Francesco e tanti amici. Ci aggiorna Nicola Marcato. Amici e parenti si sono riuniti qui a Lanzago per dare l'ultimo saluto a Francesco Favaretto, il giovane di 22 anni, vittima dell'omicidio avvenuto in via Castelmenardo lo scorso 12 dicembre. La cerimonia si è tenuta qui nella cappella del Priorato di San Pio X, dove la bara, ricoperta da un telo nero adornato da corone di fiori bianchi, era al centro della piccola chiesa. Intorno al feretro decine di amici hanno sostenuto la madre di Francesco, Monica, che per buona parte della funzione ha tenuto la mano sopra la bara del figlio. In questa piccola chiesa di via Matteotti gli amici che conoscevano e amavano Francesco hanno trattenuto a stento le lacrime e alcuni di loro hanno portato con sé delle foto per ricordare il giovane. Noi abbiamo incontrato Jessica, una sua ex fidanzata, e la madre Monica. Sentiamo le interviste. Ha portato una foto di lui? Sì, me l'ha data la mamma sua, l'abbiamo vista in obitorio adesso. Sì. Una giornata triste? Tanto triste, è stato il mio primo amore, il primo tutto, è un dolore grande, non doveva morire così, come nessun altro dovrebbe morire di una morte così crudele, perché è stata una morte crudele, veramente crudele. Non mesi più per salvare la ragazza, per salvare tutti i ragazzi. Veniva per casa, mese drogai e brontolava col papà e mio figlio era sempre un soccorso e l'ultima lo accompagnava a morte perché era in un posto pacifico prima. Ecco Francesco in paradiso. Io ieri l'ho visto in centro, mi ha chiamato mamma sono qua nel bar dove andava e quindi io sono viva perché vedo mio figlio. Non è una cazzata che sto dicendo. Questo è l'amore che avevo per Francesco. Eccolo qua. Grazie a voi, mi raccomando, non tante bugie. Lui è un angelo ormai. Lui è un angelo. Anche i ragazzi, i suoi amici lo vedono, gli appare. Abbiamo delle manifestazioni che Francesco è con noi, quindi è meno pesante la cosa. Ciao a tutti. Operazione contro la pedopornografia online, 12 arresti, 14 denunce, lo dicevamo in apertura di TG, numerosi dispositivi sequestrati e migliaia di file dal contenuto pedopornografico. È un'operazione dalle dimensioni sovraregionali, quella che è stata portata a termine dalla Polizia Postale di Venezia. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai già dato i numeri per quella che è l'operazione appunto della polizia denominata Viper 2, condotta dalla Polizia di Stato di Venezia ed estesa appunto su tutto il territorio nazionale. Un'indagine che è stata condotta sotto copertura su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, tanto che gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia hanno monitorato, pensate, ben 130 chat all'interno delle quali persone da tutto il mondo si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, molti in tenera età. Gli utenti stranieri sono stati segnalati agli stati di provenienza tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia. Per l'esecuzione dei decreti invece di perquisizione emessi dalla Procura lagunare, 26 in tutto, sono stati coinvolti circa 200 agenti della Polizia Postale in 18 province. Infatti, oltre le 3 province della nostra regione, Venezia, Vicenza e Treviso, l'operazione si è estesa anche nelle province di Lecce, Sassari, Siracusa, Massa, Pisa, Bergamo, Milano, Isernia, Monza, Brianza, Caserta, Reggio Calabria, Roma, Alessandria, Cuneo, Novara. Gli indagati di varia estrazione sociale hanno un'età che va dai 22 ai 69 anni e tra loro c'è anche un uomo che millantava di avere conoscenze tra gli esperti nel campo della protezione dei minori online, una circostanza che è stata sfruttata come alibi per accumulare appunto questo materiale pedopornografico e dunque poter rimanere all'interno di questi gruppi pedofili. Da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. La notizia ora, grazie Ilaria Marchiori, ora la notizia che è piombata ieri come un terremoto sulla politica italiana. La Premier Meloni assieme al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e ad altri esponenti del governo sono indagati per il caso del generale libico rimpatriato nonostante il mandato di arresto alla Corte Penale internazionale. Dunque la notizia di oggi è questa: il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. La bomba la sgancia con furore polemico la stessa Premier nel pomeriggio con un video sui suoi canali social. Un capo di governo, 2 ministri e un sottosegretario indagati per il caso che in questi giorni ha fatto scoppiare polemiche feroci all'indirizzo dell'esecutivo e in particolare del ministro trevigiano della giustizia Carlo Nordio. Da più parti accusato di una omissione inaccettabile nel rimpatrio del generale libico Al-Masri, nonostante un mandato di arresto nei suoi confronti emesso dalla Corte Penale Internazionale per omicidi, torture e stupri. Meloni non ci sta e ricostruisce gli eventi a partire dal momento in cui la Corte Penale emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza. Tra le prime reazioni, quella di Matteo Salvini che con un post su Facebook grida alla vergogna e torna a chiedere con forza la riforma della giustizia, la stessa per la quale Nordio e tutto l'esecutivo sono stati attaccati all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E Meloni chiude il cerchio con un monito. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire, è possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada. Intanto alla Camera la notizia crea subito scompiglio quando a darne notizia è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Perché insomma era chiaro fin dall'inizio, no? Che non era un cavillo burocratico. Sì, però un attimo ragazzi,
Colleghi, per favore. State buoni. Onorevole Fratoianni, di questo tanto domani l'ha detto lei, c'è l'informativa urgente, ne parliamo domani. No, colleghi, Presidente. per favore, però, vi prego, ordine, colleghi, per favore. Tanto, Fratoianni. per suo tramite consiglierei diciamo un po' di relax, ecco, ai colleghi della destra. Va bene, però dico della vicenda Almaty, domani c'è un'informativa urgente. No, però Presidente, abbia pazienza. Prego. Io parlo di quel che voglio se è attinente alla materia. No, non c'è dubbio, ma siccome parliamo della Almaty... Corte Penale Internazionale, se permette, la notizia è una via di garanzia alla Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni e al Ministro della Giustizia in relazione al caso Al-Masri è perfettamente attinente al dibattito che stiamo facendo. Ma di fatti, collega Fratoianni, non è che io l'ho tolto la parola. Zone rosse, anticriminalità, Treviso ne avrà una che comprenderà il quadrante della stazione dei treni. Non solo è stato dunque deciso di sfruttare la direttiva emanata dal Ministero dell'Interno, inizialmente accantonata, ma si è anche deciso il modo. Sentiamo. Grande attenzione sul tema della sicurezza e utilizzeremo anche lo strumento delle zone rosse che ci consente quindi di aumentare il livello di controllo e soprattutto di allontanare le persone che sono già state segnalate. Treviso avrà le zone rosse, anzi un'unica zona rossa con al centro la stazione dei treni. Lo strumento previsto dal decreto sicurezza a firma del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che si era inizialmente stabilito di non utilizzare in città perché ritenuto non necessario, non solo è allo studio ma sta prendendo anche dei contorni ben precisi. Stiamo mettendo a fuoco soprattutto la zona della stazione dei treni, che storicamente è stata sempre una delle zone più delicate. Credo che sarà l'unico quadrante interessato da questa opportunità delle zone rosse, che di fatto impedisce a persone che sono macchiate di un certo tipo di reati e anche che sono state più volte segnalate per comportamenti scorretti di continuare a stazionare in quel quadrante. Zone rosse fortemente volute dal Ministero e perorate dalle prefetture. D'altro canto i ripetuti fatti di cronaca tra stazione e via Roma spingono a sfruttare il pugno duro che la norma consente in termini di allontanamento dei soggetti a rischio. L'obiettivo è quello di continuare ad alzare il livello di attenzione da un punto di vista della sicurezza. Nei prossimi giorni partiranno anche dei lavori, un altro stralcio di lavori di riqualificazione di via Roma. A breve procederemo anche con l'incrementazione dell'illuminazione pubblica, la rimozione dell'edicola, per poi successivamente andare a installare una sorta di stazione fissa, un punto di presidio fisso delle forze dell'ordine. Ordine pubblico e immigrazione. Conte usa toni più morbidi anche sull'ex caserma Serena, dove vengono accolti i migranti. Se fino a poche settimane fa tuonava di volerne chiedere al ministro la chiusura, oggi parla solo di sogno al momento irrealizzabile. Chiedere oggi al Ministero di chiudere la caserma Serena quando i flussi sono in continuo arrivo sarebbe quantomeno provocatorio e irresponsabile. È altrettanto vero che Treviso non è più disponibile ad accogliere altri numeri. E a Padova, proprio sulla questione delle zone rosse, il sindaco Giordani parla per la prima volta di una possibile istituzione anche nella città del Santo. Sentiamo. Il prefetto mi ha detto che non è ancora all'ordine del giorno, per cui sto aspettando il prefetto. Anche ieri ci ho parlato, vediamo cosa succede. Zona rossa non sarà il termine poi usato, non esiste, è stato inventato non so come e perché, sarà un territorio delimitato se si sarà. Lancia la palla al prefetto Sergio Giordani. Il sindaco di Padova non vuole sentir parlare di zone rosse, termine che non gli piace. È in attesa il primo cittadino della chiamata del prefetto Giuseppe Forlenza per la riunione in cui verrà discussa la loro eventuale attuazione. Io sto aspettando il COSP per sapere cosa noi sono venuti che dica cose che non so, che dopo vengo smentito. Per cui l'altro COSP, il prefetto l'ha tolto l'ordine del giorno, non se ne parla. Finché non sono novità non ne parliamo. Non so le cose, mi invento le cose, non è simpatico. Dopo la segnalazione della polizia è partita anche la pulizia dei muri dalle scritte ingiuriose, un'operazione che deve però rispettare i limiti della burocrazia, sottolinea Giordani. Tanto tempo che voglio pulire le scritte, ci sta con le scritte, tutti i tipi di scritte, fa orrore. È molto complicata la faccenda, molto complicata perché se è un palazzo non nostro non posso fare nulla, diventa
danno dell'aria. Se è nostro lo puliamo sempre, se è offensivo lo puliamo sempre, se è dei cittadini devo pulire loro, se no in teoria dovrei fare il lavoro e debitare loro, un casino, non è molto semplice. Sarà 2 anni che ne parlo con la capo del gabinetto, la dottoressa Fiorita. Ho trovato anche chi dava, ancora 2 anni fa, non dico chi, dava tutto il colore per sistemare. Anche a me non piace il work, non piace assolutamente. E negli scorsi giorni si sono intensificati i controlli in tutte le città capoluogo della nostra regione. Vediamo com'è andata a Treviso. Nell'ultimo weekend le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo capillare in via Roma a Treviso, identificando ben 700 persone, tra cui 200 minorenni. L'operazione antibulli, da sabato pomeriggio a domenica sera, è stata condotta da una task force composta da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, con il supporto dell'unità cinofila che ha pattugliato l'intera area in cerca di sostanze stupefacenti. L'operazione, coordinata dal questore Alessandra Simone e pianificata durante l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura Treviso, ha portato a multare per ubriachezza molesta 5 giovani, 2 di loro appena quindicenni. Tutti hanno ricevuto anche l'ordine di allontanamento dalla zona di via Roma in quanto disturbavano la pubblica quiete. 2 dei giovani sono stati ulteriormente sanzionati con un verbale da 400 euro per non aver rispettato l'ordine di allontanamento, perché ritrovati dalla polizia negli stessi posti entro le 48 ore. L'ordine di allontanamento in caso di reiterata violazione può costituire il presupposto per l'applicazione del DASPO urbano del questore. Via Roma è uno dei 5 quadranti individuati dal regolamento di polizia urbana come i più delicati, insieme a Piazza Borsa con via Toniolo e via Fiumicelli, Piazza Vittoria, il Parco della Madonnina e l'area Appiani. E nella Marca sono stati sequestrati nelle ultime ore 30 kg di droga nascosti in un garage. Trentenne di Castelfranco arrestato dai carabinieri. A preoccupare il sequestro di oltre 3 kg di chetamina, sostanza pericolosa, sempre più diffusa tra i giovanissimi. Un garage adibito a deposito di droga pronta ad essere immessa nel mercato locale, verosimilmente destinata per la maggior parte ai giovani. Sequestrati oltre 30 kg di droga, tra cui oltre 3 di chetamina. L'operazione dei militari dell'Arma del nucleo radiomobile di Castelfranco, che hanno arrestato un uomo di 30 anni originario del posto e protagonista di un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni dei carabinieri hanno portato a sequestrare in totale 20 kg di marijuana, 7,5 kg di hashish, 2 di cocaina e poi sostanze come MDMA, chetamina ed ecstasy, corrispondenti a quasi 700 pasticche. Trovati oltre 61.400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto bilancini di precisione e telefoni cellulari utilizzati per gestire la rete di distribuzione. A preoccupare la grossa quantità di chetamina rinvenuta è destinata ai giovani. La sostanza, un anestetico usato in ambito medico e veterinario, è sempre più popolare come droga d'abuso nei contesti giovanili. Inalata o ingerita per ottenere i suoi effetti dissociativi, che comprendono un forte senso di euforia, alterazioni sensoriali e la percezione di distaccamento dalla realtà. Operazione, quella dei militari dell'Arma, che si inserisce nell'ampia attività di contrasto alla diffusione di sostanze illecite. Furto aggravato, rapina, violenza privata, queste le accuse con le quali è stato arrestato il giovane criminale che dalla scorsa estate terrorizzava gli studenti di Sovizzo e dei comuni limitrofi. Siamo nel Vicentino, sentiamo la soddisfazione dell'amministrazione comunale. Come amministrazione di Sovizzo siamo contenti di questo arresto, poiché quel ragazzo aveva creato molta preoccupazione tra i giovani, in quanto aveva preso di mira degli adolescenti o poco più, andandoli a rapinare anche con delle minacce. I genitori erano talmente preoccupati di questa situazione che avevano cominciato a presiedere la piazza Manzoni di Sovizzo durante i fine settimana e i toni si stavano facendo molto pesanti. A bersagliare di rapine e minacce studenti tra i 16 e i 25 anni, non solo a Sovizzo ma anche ad Altavilla Vicentina, un 23enne nato a Vicenza da genitori
genitori extracomunitari, nulla facente e di fatto senza fissa dimora. Il giovane aveva elaborato una specifica tecnica di selezione e approccio delle vittime. Una volta conquistata la loro fiducia, esplodeva con inaspettate minacce e violenze fisiche per farsi consegnare contanti e costosi cellulari. Queste modalità hanno costituito la base delle indagini per Polizia Locale e Carabinieri, che dalla scorsa estate hanno raccolto un corposo dossier grazie anche alla collaborazione dei genitori. Dopo l'arresto, il giovane criminale, ritenuto ancora potenzialmente pericoloso dal GIP, è stato rinchiuso in carcere in attesa di giudizio definitivo. Abbiamo cercato di coinvolgere i cittadini a denunciare i misfatti in modo da dare alle forze dell'ordine gli strumenti per agire. Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale di Sovizzo, la Polizia Locale e i Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore per l'ottimo lavoro svolto e rinnovo il consiglio a tutta la cittadinanza di non aver paura, di farsi avanti e denunciare in modo formale ogni atto illegale al fine di agevolare le nostre forze dell'ordine. Ed ora il dramma di un genitore dell'Alta Padovana che non vede la figlia ormai da un mese dopo che l'ex moglie si è recata in Svizzera. L'uomo ha presentato la denuncia per sottrazione di minore. Da un mese non vede la figlia di 8 anni e da una settimana non riesce più a parlare con lei e nemmeno con la ex moglie. Il dramma di un padre residente nell'Alta Padovana che ha sporto denuncia per sottrazione di minore. L'ultima volta che ha visto la figlia è stato lo scorso 28 dicembre per il suo 8° compleanno. Poi la piccola, insieme alla madre di origine tunisine, sarebbe andata in Svizzera da alcuni parenti. La donna, senza il benestare del marito, da cui si è separata dal 2022 e con cui all'affidamento congiunto della minore, era riuscita a fare il passaporto alla figlia. Il giorno dopo il compleanno l'uomo scopre che è partita per la Svizzera e che sarebbe dovuta rientrare in Italia il 3 gennaio. Seguono telefonate sporadiche e molto brevi, ma quando si presenta a casa dell'ex moglie per la visita concordata non trova nessuno. Il nome della donna era addirittura scomparso dal campanello. Alla ripresa della scuola scopre inoltre che la bambina era stata ritirata. Il 32enne riesce a contattare l'ex moglie al telefono ancora qualche volta, poi dalla scorsa settimana la donna ha iniziato a non rispondere più e a rimuovere ogni tipo di possibilità di contatto. Per questo l'uomo, preoccupato per la figlia, ha deciso di sporgere denuncia. E restiamo nell'Alta Padovana con un'operazione della Guardia di Finanza per la prevenzione della ludopatia. Controllate 2 attività nelle quali le slot machine restavano accese anche in orari non consentiti. Più di 500 slot irregolari scovate dai finanzieri della Compagnia di Cittadella in 2 esercizi commerciali nei comuni di San Giorgio in Bosco e Loreggia. Gli apparecchi sono stati trovati accesi al pubblico anche nella fascia oraria di interruzione imposta da una normativa regionale. I controlli hanno permesso di segnalare ai comuni competenti che emetteranno le sanzioni che partiranno da un minimo di 250.000 euro ad un massimo di 800.000 euro con proposta di sospensione della licenza. Non solo questo però, perché per la normativa antiriciclaggio i gestori dovevano identificare i clienti vincitori di somme pari o superiori ai 500 euro, cosa che non è avvenuta in 4 casi. A questi si sommano anche i 152 casi simili rilevati dai finanzieri della Compagnia di Este nei confronti di una società operante nel settore della gestione di apparecchi con vincite in denaro. La Guardia di Finanza di Vicenza ha effettuato un blitz in un noto ristorante di Enego, comune dell'Altopiano di Asiago, nel quale è stata riscontrata la presenza di 5 lavoratori in nero, 2 dei quali minorenni, su un totale di 10. Al responsabile della struttura sono state comminate sanzioni per 170.000 euro, in quanto, oltre ad aver impiegato lavoratori senza la preventiva comunicazione obbligatoria, ha corrisposto le retribuzioni ai propri dipendenti in contanti. Al termine dell'operazione l'Ispettorato del Lavoro di Vicenza ha emesso un provvedimento immediato di sospensione dell'attività imprenditoriale e alla Procura della Repubblica è stato denunciato il rappresentante legale della società che gestisce il ristorante. Ed ora vedo che abbiamo in collegamento da Padova la collega Valentina Visentin per
aggiornarci sulla vicenda del giovane Matteo Toffanin, 23enne di Ponte San Nicolò, ucciso nel 1992 a Padova, molto probabilmente per uno scambio di persona. Andiamo quindi da Valentina Visentin in diretta da Padova con Federico Cibotto. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Un delitto che ancora non ha i colpevoli, perché purtroppo la Procura di Padova ha chiesto una nuova archiviazione delle indagini sulla morte di Matteo Toffanin, il 23enne, è stato ucciso nel maggio del 1992 a Padova. Una raffica di colpi lo centrarono mentre stava riaccompagnando a casa la fidanzata che allora abitava nel quartiere Guizza, proprio vicino ad un esponente della Mala del Brenta che per una tragica fatalità guidava la stessa macchina che quel giorno guidava anche Matteo Toffanin, una Mercedes bianca, e gli inquirenti hanno sempre pensato che il vero obiettivo di quel omicidio non era il giovane Matteo Toffanin, ma l'esponente della Mala del Brenta, Marino Bonaldo, oggi 72enne, che si trova in carcere per altri reati. Tuttavia i colpevoli non vennero mai identificati. Si arrivò ad una prima archiviazione 2 anni fa. Il pubblico ministero Roberto D'Angelo decise di riaprire nuovamente le indagini sulla base di un'intercettazione rilevata durante dei colloqui nel carcere Due Palazzi, quando un ex esponente della Mala del Brenta rivelò come gli autori di questo omicidio sarebbero potuti essere 2 colonnelli dell'ex capo della Mala del Brenta, Felice Maniero, ovvero Sergio Favaretto e Andrea Patacchi, che avrebbero dovuto uccidere Marino Bonaldo quel tragico giorno di maggio del 1992 per vendicare uno sgarro che quest'ultimo aveva fatto proprio al boss Felice Maniero. Tuttavia in questi ultimi 2 anni i riscontri non ci sono stati e quindi la Procura ha chiesto una nuova archiviazione per questa vicenda, per la morte di questo ragazzo che ancora appunto non ha avuto la sua giustizia, non ha avuto giustizia. L'avvocato che segue la fidanzata di allora di Matteo Toffanin ha già annunciato però che farà opposizione alla nuova richiesta di archiviazione. L'ultima parola dunque adesso spetta al giudice per le indagini preliminari. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, buon lavoro a te e ai colleghi della redazione di Padova. Andiamo ora a Vicenza. È stata approvata all'unanimità la mozione dei consiglieri regionali Zecchinato e Maino per la restituzione della medaglia olimpica di Pechino 2008 alla famiglia del campione Davide Rebellin, travolto e ucciso poi da un camion pirata mentre si allenava. I consiglieri chiedono l'impegno in giunta affinché la figura del campione sia riabilitata proprio attraverso la restituzione della medaglia. Da Vicenza per noi Luisa Bertini con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Una mozione approvata all'unanimità, quella presentata dai consiglieri regionali che sono in mia compagnia, Silvia Maino e Marco Zecchinato, per la restituzione della medaglia olimpica di Pechino 2008 alla famiglia del campione vicentino Davide Rebellin. Un primo passo. Un primo passo, ma decisamente molto importante, perché c'è stata l'unanimità e il consenso dell'intero Consiglio regionale, che ha accettato la nostra proposta di combattere, di portare avanti questa battaglia e di restituzione di una medaglia dovuta che purtroppo Davide, lo sappiamo, non potrà più ricevere, però è doveroso che venga restituita alla famiglia perché è la sua medaglia. Lui è stato assolto pienamente dalle accuse, è un grande campione, è un campione che fino a 51 anni è stato in sella e quindi un grande campione veneto. Io lo dico sempre, ha portato grande il nome del Veneto nel mondo e quella medaglia deve ritornare a lui. È un po' anche per riportare il suo valore, la sua credibilità. Certo, lui ha fatto una grandissima battaglia anche da un punto di vista giudiziale per riavere questa medaglia e lo ribadisco molto chiaramente, lui è stato assolto con la formula più piena, il fatto non sussiste, quindi la sua dignità di corridore e di uomo gli deve essere ridata. Ecco, da qui in avanti quali saranno i passaggi?
Beh, naturalmente la nostra è stata un'azione per portare la luce su questo fatto, insomma, di giustizia sportiva, ma anche di giustizia umana e anche un fatto di eticità. La medaglia va restituita e per cui abbiamo cercato di portare alla luce nuovamente questa cosa, che peraltro era già stata citata anche dal presidente del CONI Malagò, mi sembra qualche anno fa. Vogliamo passare dalle parole ai fatti e per cui adesso i passaggi sono quelli di sensibilizzare sicuramente l'opinione pubblica da un lato, ma anche tutte le istituzioni. Il Consiglio ne ha preso atto, la Giunta adesso è impegnata appunto con questa mozione, quindi il Presidente della Giunta regionale, ma anche il Presidente del Consiglio regionale, peraltro vicepresidente anche della Lega Ciclistica Italiana, per cui diciamo tutti i soggetti interessati adesso chiediamo siano parte attiva, e si è interessato anche il Comitato Olimpico Internazionale, che poi insomma dovrà restituire anche, speriamo in fretta, la medaglia alla famiglia. Davide Rebini era un'icona del ciclismo, ha fatto veramente delle imprese epiche, 3 Giri del Veneto, la maglia rosa tenuta per 6 giorni al Giro d'Italia, 3 grandi classiche nella stessa settimana, nel 2004, quindi veramente una carriera strepitosa. Ha portato in alto il nome del Veneto e dell'Italia, è veramente un fatto di giustizia sportiva e umana restituire questa medaglia, perché spetta a lui. Ecco, l'avete sentito, continua quindi l'azione di pressing. Io intanto ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie a Luisa Bertini, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare del caso del dottor Roberto Rigoli. Dopo l'assoluzione non cerco di certo visibilità mediatica e non l'ho mai cercata, ora voglio semplicemente decomprimere dopo anni di sofferenza. Così il dottor Rigoli, da pochi giorni nominato direttore della funzione territoriale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, interviene per la prima volta dopo la sentenza di assoluzione per il caso dei tamponi rapidi in Veneto. Il mio più grande rammarico, dice il dottore, è che mio padre se ne sia andato qualche mese fa senza aver avuto la possibilità di vivere la riconquista di una dignità rubata. A seguito di questa vicenda, continua Rigoli, ho le ferite ancora aperte e quando si rimargineranno lasceranno cicatrici profonde che rimarranno per tutta la vita. Non provo rabbia, ma tanta tristezza. Sentiamo le sue parole. È una vicenda che ha segnato profondamente me, la mia famiglia e i miei amici. Ora è il tempo di godere della serenità ritrovata. Mi dedicherò al nuovo incarico, alla mia famiglia e alla piccola Nina, la nipotina che è arrivata da 1 anno. Passerò del tempo anche a raccogliere delle riflessioni scritte nelle notti insonni di questi 3 anni per comporre un libro che potrà essere utile come riflessioni su ciò che mi è accaduto e che forse è accaduto a tanti altri. Il 27 di gennaio la giornata della memoria per l'80° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz. In questa settimana sono molte le manifestazioni dedicate appunto a ricordare gli orrori della guerra. Vanessa Banzato ci porta a Breganze con il gruppo Rievocatori, che ha raccontato appunto ai giovani l'orrore dell'esodo e della guerra. Sentiamo. Gli alpini di Breganze e il gruppo storico Montegrappa stanno incontrando i ragazzi e le ragazze delle scuole medie per raccontare loro tutti quegli elementi, quegli anelli di contatto tra passato e presente, tra quanto accade più di 100 anni fa durante la Grande Guerra 15-18, gli elementi legati al profugato e all'esodato, che sono in maniera strettissima legata a quanto sta accadendo oggi anche nella nostra Italia. E allora con me la professoressa Rosanna Borghesan, che ha tenuto proprio questa lezione introduttiva
costruttiva per spiegare quanto passato e presente siano legati strettamente. Partiamo dal concetto che la storia si impara e si studia partendo dal presente. È importante capire ciò che succede oggi vicino a noi, nei nostri paesi, nel mondo, per capire cosa la storia ci ha o non ci ha insegnato. Quindi partiamo dai rifugiati dovuti alle guerre che attualmente sono in corso, presenti anche a Breganze, e tornando indietro, facendo un balzo di oltre 100 anni, affronteremo i profughi della Val Posina, della Val d'Astico, che sono giunti proprio a Breganze in numero di 900 dall'Aste Basse. Facendo questo anello di congiunzione creeremo nei ragazzi un vivido rapporto con la storia per capire cosa appunto possiamo impegnarci a fare per non ripetere gli errori. Questo è il nostro messaggio. Purtroppo però gli errori si stanno ripetendo ancora oggi, nonostante ci sia un chiaro esempio di quanto accadde. Certo, però è importante anche riflettere sul valore dell'accoglienza. I profughi hanno avuto a Breganze nel 1915 un'accoglienza straordinaria da parte della nostra popolazione del territorio del Vicentino. Pensiamo a 75.000 profughi appunto rifugiati nel Vicentino, e le famiglie hanno dovuto, con lo spirito accogliente che ci contraddistingue, riceverli nelle loro case, nelle loro povere case. Lo facciamo ancora adesso perché sono presenti a Breganze provenienti dall'Ucraina ancora un'ottantina di persone nel 2022 e adesso ancora 20 dovuti a questo sfollamento. I ragazzi, secondo me, capiscono che è importante essere accoglienti ed essere soprattutto riflessivi su ciò che la storia ci vuole trasmettere, in questo caso la memoria. Giuseppe Pillone è il comandante del gruppo storico Montegrappa e la professoressa poco fa parlava di come viene mostrato anche ai giovani come si viveva durante la guerra, durante quei giorni terribili, quelle ore terribili di guerra. Raccontare la storia della Grande Guerra per me è molto difficile, emozionante, ma soprattutto ci vuole anche una certa preparazione. Non possiamo improvvisarci di raccontare quelle cose che non sono realmente accadute. Dobbiamo raccontare ciò che è successo, la vita che facevano questi poveri ragazzi, perché in realtà in prima linea erano ragazzi dai 18 ai 25 anni e perciò tutto questo che noi andremo ad affrontare raccontando, dialogando e dicendo quali sofferenze hanno patito, sono morti questi ragazzi. Senta, che risposta ha dai ragazzi e dalle ragazze che incontra? Soprattutto parliamo soprattutto dei giovani. I giovani, io credo che se sono ben informati e hanno quella sensibilizzazione dalle famiglie, perché è la famiglia prima che ci insegna, no? Io credo che avremmo anche una società migliore. Ed è lutto a Villa del Conte nel Padovano per la morte a 100 anni dell'alpino Vittorio Ometto, ultimo alpino sopravvissuto ai lager nazisti. Era un testimone della storia. Lo avevamo intervistato lo scorso 4 maggio quando a Padova partecipò al raduno dei centenari veneti. Sentiamo. Tanti bei ricordi, mia mamma bei. È bello ricordarli? Bello ricordarli, sì. Una vita di bei ricordi, quelli che gli ha regalato la famiglia, ma anche di ricordi dolorosi, indelebili, come quelli vissuti appena ventenne dal 1943 al 1945, quando per 30 mesi fu rinchiuso in un campo di concentramento nazista. L'alpino Vittorio Ometto è andato avanti proprio nel giorno della memoria. A marzo avrebbe compiuto 101 anni e lo scorso maggio, con il suo sorriso dolce e la sua storia incredibile, aveva partecipato al raduno record di centenari all'OIC di Padova. Lui li ricorda sempre i ragazzi delle scuole, perché abbiamo girato un po' tutte le scuole per fare testimonianza. Lei è stato in un lager, signor Vittorio? Sì. E si immaginava di arrivare a 100 anni poi? No, avevo 100 anni loro. A 20 anni ha detto una frase impressionante a pensarla oggi, che invidiava chi moriva.
questo è emblematico dell'esperienza che stava vivendo. La sua storia l'aveva raccontata per anni agli alunni delle scuole, la guerra, le torture, segni portati sul corpo dell'orrore vissuto nei lager. Con tenacia, Vittorio era riuscito a sopravvivere alle privazioni, alle ore infinite di cammino e di lavoro con pochissimo cibo, vedendo le persone morire accanto a lui. Io e 9 amici e compagni e siamo sempre stati di partenza e tornati tutti nuovi. Dopo la guerra, la rinascita con la moglie Zita, con cui ha trascorso più di 70 anni a Villa del Conte. I funerali di Vittorio Metto verranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Abbazia Pisani. Il sindaco Antonella Argenti ha proclamato lutto cittadino, bandiera a mezz'asta e tutti gli onori per la Pino Vittorio, testimone della storia e simbolo di una memoria che va preservata. Torniamo a Trevisora con la cronaca giudiziaria e l'omicidio di Anica Panfile, depositata nel corso del processo che vede imputato Franco Battaglia la sentenza di assoluzione dell'ex marito della donna che era stato denunciato da lei per averla minacciata di morte, ma per il giudice erano doverosi degli approfondimenti che il delitto ha impedito di svolgere. Assolto dall'accusa di minaccia aggravata nei confronti dell'ex compagna perché il fatto non sussiste, questo stando alle chat, ma se quelle stesse promesse di morte le avesse invece pronunciate a voce, al telefono, questa circostanza meriterebbe un doveroso approfondimento istruttorio che non è più possibile perché la persona offesa è morta. È a fronte dell'impossibilità di superare questa incertezza probatoria che il giudice del Tribunale di Treviso ha assolto a luglio scorso perché il fatto non sussiste Basilica Lungu, il 35enne romeno ex compagno di Anica Panfile, trovata morta nel Piave il 21 maggio 2023 a Spresiano. L'avvocato di parte civile Giorgia Serafini, che rappresenta i 3 figli di Lungu, ha depositato la sentenza al processo per l'omicidio della 31enne che vede imputato l'ex datore di lavoro Franco Battaglia, così da liberare ulteriormente il campo da sospetti sull'ex marito. Le traduzioni dei messaggi, spiega la legale, non fanno emergere il reato di minaccia come ipotizzato in denuncia. Emergevano solamente dei disaccordi tra i due circa appunto i rapporti del padre con i figli e la possibilità del padre di sentirli e comunque di comunicare con gli stessi, e sicuramente un disappunto circa appunto il percorso della signora Anica senza il marito. Le conclusioni del giudice tuttavia lasciano intendere che un approfondimento sarebbe stato doveroso, ma Anica è morta. Ribaltando la prospettiva, c'è da chiedersi dunque se la morte della donna convenisse all'ex compagno e se questo apra nuovi scenari. No, io ritengo che l'ex marito non avesse alcuna convenienza in questo, anzi nell'ultimo periodo i rapporti si erano assolutamente riappacificati, se non che avevano organizzato un viaggio in Romania, Anica con i figli, per poter andare nel paese in cui viveva il padre con appunto anche i parenti, gli zii, la nonna dei bimbi e per poter fare appunto una vacanza in agosto tutti quanti insieme, che purtroppo però non c'è potuta essere per i motivi che conosciamo. Insieme all'uomo vivono attualmente i 3 figli di Anica che portano il cognome di Lungu. Sono dei bambini che hanno perso la madre, una madre che era sempre presente, una madre che comunque li ha sempre cresciuti e educati, a cui loro erano molto molto affezionati. Tra l'altro i bimbi, i minori Lungu, si trovano attualmente in Romania con il padre e con il resto della famiglia, però soffrono anche appunto il distacco dall'ultima sorella. Ed ancora dal Tribunale di Treviso, chiesta in appello la conferma della condanna all'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 74enne ritenuto responsabile dell'incendio della propria casa a Castagnole di Paese, incendio nel quale morirono la moglie ed un'amica. La sentenza il prossimo 18 febbraio. Rogo di Castagnole, il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, Fabrizio Celenza, ha chiesto che venga confermato l'ergastolo per Sergio Miglioranza. Il 74enne è riconosciuto colpevole in primo grado di doppio femminicidio per aver inscenato nel giugno 2020 l'incendio accidentale della sua abitazione allo scopo di riscuotere il premio dell'assicurazione e nello stesso tempo di uccidere la moglie Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sandre, di 72. Per la Procura Generale, che ha disposto
disposto nei giorni scorsi una nuova ispezione dell'edificio. Appiccando il fuoco, Miglioranza avrebbe voluto cancellare il passato e con esso le continue liti con la moglie che gli rinfacciava di aver gettato al vento il risarcimento ottenuto per la morte del figlio, 200.000 euro. Una volontà manifestata da lui stesso e riferita da un amico in una telefonata intercettata dagli inquirenti. La perizia, che parla di 11 inneschi, 9 all'esterno dell'edificio e 2 all'interno, accesi mentre le due donne dormivano, confermerebbe nei fatti la fredda determinazione del pensionato. I difensori di Miglioranza, l'avvocato Rossella Martini e l'avvocato Fabio Crea, sono di diverso avviso. Innanzitutto contestano la scientificità di alcuni accertamenti tecnici relativi all'incendio al piano superiore. L'altro aspetto è un aspetto di natura fattuale, che è quello relativo alla difficile compatibilità del fatto che un'unica persona possa aver appiccato l'incendio con diversi punti di innesco. Quindi questi sono i due elementi che riteniamo assolutamente importanti ai fini della riforma della sentenza. Sarà proprio l'avvocato Crea a svolgere la sua arringa il prossimo 18 febbraio, giorno in cui sarà pronunciata la sentenza. Miglioranza la attenderà agli arresti domiciliari dove tuttora si trova. Sicuramente per chi come lui si è professato da sempre innocente, l'attesa con una condanna all'ergastolo, seppur in primo grado, certamente è una situazione certamente molto pesante. Torniamo sulla tragica morte di Emma Cadelli a Parigi. Sarà l'autopsia sul corpo della ventenne di Roveredo in Piano a cercare di far luce sul malore che l'ha uccisa nello studentato universitario. Nel 2022 il diploma al Pio X International di Treviso. La ragazza ai nostri microfoni aveva raccontato la sua esperienza. Ci ha fatto cambiare molto e ci ha fatto anche maturare tanto, almeno personalmente. Ti porta veramente a cambiare in tanti modi, tipo come gestisci il tuo tempo, a gestire le tue priorità. Emma era pronta a spiccare il volo in quel maggio 2022. Il lancio del tocco al Pio X International per il diploma con voti eccellenti, la soddisfazione raccontata ai nostri microfoni e lo sguardo verso Parigi che avrebbe poi raggiunto per studiare chimica. E dove invece meno di 3 anni dopo si trovano mamma Barbara e papà Stefano, dirigente della Polfer di Udine, in attesa di un'autopsia che faccia piena luce sulle cause della sua morte ad appena 20 anni. Le autorità francesi hanno già escluso responsabilità ed eventuale coinvolgimento diretto di terzi nella tragedia, ma c'è da capire quale tipo di malore possa averla stroncata nel letto dell'alloggio universitario parigino. Un'attesa che rimbalza da Treviso a Roveredo in Piano, dove tutti ancora restano increduli per il macigno di dolore che ha colpito la famiglia e l'intera comunità. Solo dopo l'esame autoptico si potrà far tornare la salma in Italia per un addio impensabile alla ragazza studiosa e sempre sorridente che quel giorno di maggio aveva iniziato a spiccare il volo. Grazie all'occhio vigile delle fototrappole, una famiglia di 3 persone è stata sorpresa ad abbandonare dei rifiuti. È accaduto a Carbonera. L'obiettivo della telecamera li ha ripresi mentre abbandonano dei rifiuti presso l'ecocentro di via Tommaso Salsa a Carbonera. È grazie a alcune fototrappole che una famiglia è stata sorpresa in flagrante. Che sono tra le altre cose anche residenti di Carbonera e verranno poi ovviamente multati con una multa abbastanza importante perché può sfiorare i 500 euro. Le indagini hanno individuato una famiglia di 3 persone domiciliata a pochi chilometri dall'ecocentro. Sebbene avessero ritirato e utilizzato i contenitori per la corretta differenziazione dei rifiuti, secondo le indagini avrebbero in più episodi abbandonato diversi cartoni lungo la recinzione esterna del sito. Questo ha spinto la vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Aprigula a intensificare i controlli anche con le fototrappole. Le immagini catturate hanno conseguentemente permesso di risalire al mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, collegandolo direttamente alla famiglia, che ora dovrà anche pagare delle sanzioni aggiuntive poiché il veicolo utilizzato era sottoposto a fermo amministrativo. Oltre a questo bizzarro ma da raccontare che il veicolo utilizzato per l'abbandono era un veicolo sottoposto a sequestro, quindi ci saranno anche delle azioni sotto quel preciso motivo. Il Comune e il Consorzio Bacino Aprigula combattono da tempo questi fenomeni di abbandono illecito di rifiuti che comportano anche un costo aggiuntivo per la società. E non poco, perché ovviamente dobbiamo intervenire nell'immediatezza per evitare che ci siano ulteriori abbandoni in questi siti dove c'è l'abbandono seriale, e questo ricade su tutti i cittadini che con le loro tasse pagano questo tipo di attività.
A Venezia ora con l'inchiesta Palude, l'ex assessore Boraso ammette il conflitto di interessi in un memoriale, scrive anche, come dichiarato nel corso degli interrogatori, di essere estraneo alla questione Pili. Proprio come davanti ai PM che l'hanno interrogato, anche nel suo memoriale l'ex assessore comunale Boraso, ora agli arresti domiciliari, ammette di aver preso soldi da privati. Con il trascorrere del tempo, scrive, mi sono sempre più reso conto che il mio interessamento e la sollecitazione presso funzionari e uffici comunali per offrire suggerimenti su questioni tecniche in varie occasioni ha travalicato la normale attività di un pubblico amministratore per risultare una personale attivazione nell'interesse di imprenditori con cui avevo relazioni amicali e professionali e dai quali in determinati casi la mia società Stella Consulting ha ricevuto pagamenti di fatture. Agli atti c'è una prima lettera scritta a mano quando era ancora detenuto in carcere, poi un primo memoriale e un secondo con alcune integrazioni. Testi che venivano intervallati dai 5 interrogatori con i pubblici ministeri Baccaglini e Terzo. Per quanto riguarda i Pili, anche nel memoriale Boraso dichiara di non essersene mai occupato. Ora si attende l'udienza del 13 febbraio per sapere se il giudice dichiarerà equa la richiesta di patteggiamento raggiunta tra la procura e l'avvocato difensore di Boraso Umberto Pauro, a una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e 400.000 euro di ristoro rispetto ai soldi illecitamente incassati dalle aziende. E in caso contrario si andrà a processo fissato per il 27 marzo. La pena patteggiata però riguarda i 12 casi di corruzione. Restano fuori le accuse di turbativa d'asta, autoriciclaggio e di false fatture. Ancora a cronaca, dal Padovano provoca un incidente e scappa nei guai un'anziana di Ponte San Nicolò. Ha provocato un incidente stradale, poi spaventata è scappata senza fermarsi a prestare soccorso alla signora che aveva tamponato una 79enne di Ponte San Nicolò. È stata così denunciata dai carabinieri. I fatti risalgono allo scorso 26 gennaio. L'anziana, alla guida della sua auto in via Giorato all'incrocio con via Firenze, ha tamponato un'auto guidata da una 55enne, non si è fermata ed è scappata a casa, dove ha raccontato tutto al marito che l'ha convinta poi a presentarsi in caserma dai carabinieri. I militari nel frattempo, grazie alle telecamere di sorveglianza, erano già risaliti alla donna che è stata denunciata per omissione di soccorso. L'automobilista tamponata è stata curata in ospedale a Padova. Ed ora vediamo i dati che sono stati resi noti dal distretto interprovinciale della polizia locale di diversi comuni del Veneziano e anche di Roncade nel Trevigiano, consorzio che ha registrato un aumento delle violazioni nell'anno che si è appena concluso. Tra le multe spiccano soprattutto quelle per eccesso di velocità, per uso del cellulare alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Il 2024 è stato un anno di grande lavoro per il distretto interprovinciale di polizia locale che comprende i comuni veneziani di Quarto d'Altino, Meolo, Fossalta di Piave e il trevigiano Roncade. Le violazioni accertate sono state oltre 32.000, in aumento del 10%. I dati sono stati diffusi dal comandante Fabrizio Milanello in occasione della festa di San Sebastiano che il distretto ha celebrato quest'anno a Quarto d'Altino. Tra le multe spiccano le oltre 26.000 sanzioni elevate dal Velox posizionato sulla Treviso Mare a Meolo. L'automobilista più indisciplinato al volante di una Porsche è stato beccato a transitare a 206 km/h in un tratto dove il limite è di 70 km/h. Per il comandante Milanello è stata l'ultima festa del corpo prima della pensione. Lascerà a luglio dopo 43 anni di servizio. Per noi è una grande perdita, sappiamo però e siamo consapevoli che quanto ha fatto in questi 32 anni di servizio a Quarto d'Altino è un bagaglio importante che non possiamo perdere, quindi un grazie da parte mia e dall'amministrazione comunale al nostro comandante. Da rimarcare anche le 1969 multe elevate per il transito con il rosso dai 2 T-Red installati a Roncade e a Porte Grandi sulla Triestina. In forte aumento, più 85%, il dato delle sanzioni per guida con l'uso del cellulare oppure senza cinture. Ci siamo impegnati in particolar modo proprio con i controlli ai varchi per
controlli delle auto che sono prive di assicurazione, di revisione, ma soprattutto anche con doppie pattuglie per i controlli di chi circola facendo uso del cellulare, che è una delle principali cause degli incidenti stradali anche con esito mortale. La percentuale dei controlli è aumentata notevolmente, più del 50%, e di questo ne siamo soddisfatti. Continueremo su questa strada avvalendoci di tutti i varchi che ci sono nei nostri comuni grazie al sistema di videosorveglianza. E torniamo ora a parlare dell'invasione del granchio blu e dei danni devastanti che sta provocando al settore ittico. Ieri a Mestre sono stati presentati i primi studi appunto sull'invasione di questa specie aliena. Un aiuto ai pescatori per catturare il granchio, ridurne la densità, per smaltire quegli elementi che non sono commerciabili, per l'acquisto del seme, per sostenerli nell'acquistare dei mezzi di protezione dei loro allevamenti e quindi per cercare di dare una prospettiva di futuro alla pesca che oggi sta soffrendo in modo drammatico, in particolar modo nelle aree del delta del Po. Sono due i progetti che il Veneto ha messo in campo per affrontare l'invasione del granchio blu. Il primo di 1,5 milioni di euro che rilancerà da marzo 2025 un'azione di cattura di quegli esemplari che non possono essere commercializzati. Il secondo, di altrettanti 1,5 milioni di euro, è finalizzato alla mappatura ambientale del granchio, mirata alla gestione della specie invasiva e alla sostenibilità socio-economico della pesca e dell'acquacoltura veneta. Insieme al commissario è stato presentato un sistema veneto con cui la Regione intende affrontare l'emergenza. Il piano è stato presentato, adesso è all'attenzione dei due ministri dell'ambiente e ministro dell'agricoltura per l'approvazione. Una volta approvato passeremo alla fase attuativa. Prevede diversi interventi, tutte le misure di cattura per il contenimento della specie. In particolare si parla di catture selettive perché si punta maggiormente sulle femmine quando girano con il bagaglio d'uovo, quindi le femmine ovigere. Poi ci sono interventi previsti per la protezione degli allevamenti con le reti e con i teli di protezione del seme, interventi a sostegno del settore della pesca. C'è l'attività di monitoraggio e una banca dati che rafforzerebbe quella previsione che già c'è a livello europeo sul granchio blu e in particolare sulle specie aliene. Poi inizieremo con il granchio blu e la banca dati poi sarà aperta anche alle altre specie aliene. La giornata è stata l'occasione per tracciare il bilancio del progetto realizzato nel 2023 dalla Regione, che ha portato i primi dati scientifici sull'invasione della specie aliena. Nelle sole aree lagunari sono state rimosse 1.000 tonnellate di esemplari, 1.900 invece nel 2024. Ma dove finiscono? Abbiamo già dei contratti stipulati da operatori della nostra regione con paesi esteri per esportare questo granchio. Chiaro che non potrà mai essere sostitutivo della realtà esistente della pesca, della molluschicoltura, della venericoltura. Quindi deve essere un'opportunità in più, ma non possiamo considerare che il granchio vada a sostituire questo settore che invece deve essere preservato. Addio all'architetto Alessandro Lillo, scomparso a 62 anni, era da 25 anni responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Roncade. Giovedì alle 15 i funerali nella chiesa di Santa Maria del Rovere. Si è spento per delle complicanze cardiache l'architetto Alessandro Lillo, 62 anni, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Roncade. Una morte improvvisa e prematura che lascia nel dolore la figlia Elena, la compagna Paola, le sorelle Antonella e Stefania e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerne ed apprezzarne la professionalità e competenza, come la grande cultura e la simpatia che dimostrava sia sul lavoro che nella vita privata. Amava tantissimo Roncade, dove lavorava da oltre 25 anni, dicono l'attuale sindaco Marco Donadelle, ed il suo predecessore Pieranna Zottarelli. Lascerà un vuoto incolmabile. A dare la notizia della scomparsa dell'architetto Lillo è stato ieri sera proprio il sindaco in apertura del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che abbiamo comunque
voluto portare avanti proprio perché all'interno c'erano dei punti da lui presentati e non vi nascondo che l'emozione nel portare avanti il Consiglio è stata tanta. In questo momento di grande dolore la famiglia ringrazia tutta l'equipe della cardiologia e della cardiochirurgia del Cafoncello per lo sforzo profuso e per l'empatia e la solidarietà dimostrata, e tutti noi di Antenna 3 siamo vicini alla collega Paola per la perdita del compagno Alessandro. I funerali dell'architetto Lillo sono stati fissati per giovedì 30 gennaio alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Rovere, dove mercoledì alle 19 verrà recitato il rosario. Un pensiero va ai familiari, alla compagna Paola, alla figlia Elena, ai quali rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze. Grazie Alessandro per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci nuovamente in diretta con uno spazio di approfondimento dedicato all'aumento del costo dell'energia. Abbiamo qui con noi, e lo ringrazio per aver accettato l'invito, Enrico Fofani, responsabile sindacale della CNA di Treviso. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Ecco, è proprio di questi giorni uno studio che voi avete effettuato relativamente ai costi energetici per quanto riguarda le imprese, e i dati che emergono sono davvero preoccupanti. Che cosa emerge dunque? Sì, allora abbiamo fatto un'analisi rispetto a quello che era la situazione pre-pandemia, quindi abbiamo immaginato di fare una fotografia del 2019 e poi una relativa all'inverno 2023-2024. Abbiamo notato che i costi dell'energia sono sostanzialmente raddoppiati, tanto per quanto riguarda l'energia elettrica quanto anche per il gas. Questa è una fotografia che ci restituisce un approvvigionamento energetico che per le imprese si è raddoppiato nel giro di 5 anni, con una nuova normalità che però vede le imprese sempre più soggette agli innalzamenti, alle fluttuazioni del mercato, e che quindi faticano anche ad avere una prevedibilità, una previsione, una programmazione rispetto a quello che è l'incidenza del costo dell'energia. Certo, siamo in una nuova normalità dove sappiamo bene l'approvvigionamento, che inizialmente magari era molto legato anche alla Russia, eccetera, è stato ridimensionato, rivisto. Adesso abbiamo molti approvvigionamenti dal Nord Africa, agli Stati Uniti, eccetera. Però è evidente che per quanto riguarda il costo dell'energia come materia prima, siamo ancora molto esposti, ecco, alle fluttuazioni di mercato che in questo periodo si manifestano nuovamente, ecco, se prendiamo in considerazione anche il 2025, quindi l'inverno appena che è in corso, vediamo che siamo già cresciuti rispetto a quello che era il valore del 2024, e questo ci porta ad una preoccupazione, ad un allarme, che è quello che abbiamo anche segnalato recentemente, proprio perché le imprese si vedono davanti ad un nuovo aumento dei costi senza avere un orizzonte temporale che permetta una prevedibilità, una preparazione. Ecco. Infatti, dopo il grande boom che c'era stato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, con l'aumento esponenziale, insomma, dei costi, l'avevano visto le aziende, come l'avevano visto naturalmente anche tutti i cittadini nelle bollette, insomma, domestiche, sembrava in qualche maniera che si fosse ritrovato un po' un certo equilibrio. Ora proprio di queste ultime settimane, insomma, un ulteriore nuovo aumento che sta preoccupando non poco. Preoccupa le famiglie per le bollette di casa, preoccupa le imprese, anche perché leggevo, mi corregga se sbaglio, che le previsioni, per esempio per quanto riguarda il gas, degli acquisti della prossima estate, perché poi è mesi scorte, prima che si fanno le scorte, sono già davvero molto alti, quindi in molti non stanno nemmeno acquistando, proprio per vedere che cosa succederà. È chiaro che questo ovviamente ha dei risvolti molto impattanti, no? Su quella che è l'economia, certo, anche del nostro territorio. Certo,
Sappiamo che per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas, ma anche in qualche modo poi è collegato all'energia elettrica, gli stati, in particolare l'Italia, che dipende molto ancora dall'approvvigionamento esterno, deve fare delle scorte. Su queste scorte vengono valutate, no, i costi dell'energia, vengono fatti quei future, insomma, quindi quella valutazione che il mercato fa rispetto a domanda e offerta, e quindi quella previsione di costo che il mercato immagina per il futuro. Su questo l'aumento che si prevede per i prossimi mesi in vista, diciamo, del successivo inverno porta ad avere una quotazione che già oggi, mentre stiamo parlando, siamo oltre i 50 centesimi al metro cubo, quando era un 35 l'anno scorso, quindi siamo davanti ad una crescita che è sicuramente soggetta a molte fluttuazioni e che peraltro si lega con un meccanismo dell'accoppiamento, chiamiamo così, che quindi solleva anche il tema del disaccoppiamento rispetto all'energia elettrica. Sappiamo che il costo del gas è collegato a quello dell'energia elettrica, con un meccanismo che in passato favoriva, in qualche modo disincentivava magari azioni speculative, che invece in questo momento portano ad una crescita tanto della materia prima gas quanto della materia prima energia elettrica, in un meccanismo che si autoalimenta e che allarma molto soprattutto le imprese più energivore o che devono pianificare magari anche in un periodo come quello che stiamo attraversando, dove il manifatturiero è interessato da una dinamica congiunturale anche rispetto alla domanda offerta. Pensiamo all'export con la Germania, che è un po' la filiera di riferimento per il nostro territorio. Una difficoltà di previsione, appunto, di pianificazione degli investimenti, dei costi, perché di fatto l'energia elettrica sempre di più è un asset strategico per l'impresa, tanto per la pianificazione quanto anche nell'incidenza dei costi, perché se raddoppiamo i costi in bolletta, che poi sappiamo la parte di energia di materia prima non è l'unica, ecco, nelle bollette, però c'è anche tutto il tema poi di quei costi che sono alla materia prima collegati e che, andando in percentuale, banalmente fanno lievitare di molti costi e rendono, diciamo, espongono le imprese di qualsiasi dimensione, in realtà poi tanto più si consuma tanto più si è penalizzati, ad una speculazione, ad un movimento di mercato che le rende, ecco, in qualche modo come una bandierina, ecco, che non so. Ecco, poi. nel nostro territorio, nello specifico, quali sono i settori che rischiano di più, quelli che vi preoccupano maggiormente? Beh, di sicuro il settore manifatturiero e quello legato alle attività produttive che più sono anche interessate magari da momenti di alta richiesta, di alta domanda. Ecco, pensiamo a tutto il settore della metalmeccanica, all'ambito delle lavorazioni che riguardano i metalli, eccetera. Insomma, quindi tutti quei settori che richiedono un grande impegno di energia, insieme a tutte quelle realtà che hanno anche la parte di refrigerazione oppure riscaldamento magari continuo, quindi quei cicli continui, che inevitabilmente non possono fare a meno di un certo tipo di approvvigionamento energetico e che quindi sono di sicuro quelle più esposte. Non dimentichiamo però che poi dietro ogni impresa, anche quelle che magari risentono meno di questo impatto, ci sono poi le famiglie degli imprenditori, dei dipendenti, dei collaboratori delle imprese, che quindi inevitabilmente, se da una parte non si vede direttamente nell'azienda, poi in ogni caso l'accumulo e l'aumento, ecco, si nota, perché poi incide su tutta una serie di derivati anche delle materie prime. Pensiamo alla questione carburante, alla questione energetica, ai costi che invece hanno le imprese come fornitrici, come fornitori, ecco, per cui o sul costo finale anche, no, dei prodotti che esattamente, per cui alla fine tutto questo si riverbera poi in un meccanismo che tende ad autoalimentarsi, ecco, a peggiorare, ecco, internamente, insomma. Ecco, se questo dunque è il quadro e queste sono le previsioni, che cosa si può fare? Quali sono le soluzioni che nel vostro caso appunto anche CNA sta cercando di trovare per gli imprenditori? Ma allora, ci sono alcuni aspetti su cui è importante focalizzare anche l'attenzione. Di sicuro un lato è quello di come l'impresa gestisce il proprio approvvigionamento energetico,
energetico, quindi tutto il settore energetico che interessa la propria attività, e dall'altro un po' quello che come CNA, quindi come soggetto di rappresentanza dell'artigianato e della piccola impresa, chiediamo a governo, istituzioni, alle realtà più locali, eccetera. Quindi quelle iniziative di incentivo, per esempio, rispetto agli investimenti in ambito energetico, penso al fotovoltaico, a tutto il piano di transizione ecologica ed energetica, ecco, che di recente è stato anche implementato e varato, e dall'altra poi tutte quelle iniziative magari più di corto respiro, diremo più immediate, che possono essere, insomma, leggevo anche in alcune riflessioni sulla carta stampata, un po' rivedere i costi gli oneri di sistema, quindi tutti quei costi che vanno a incidere nella bolletta, che sicuramente è un'attenzione eventualmente da immaginare, ma che non danno una risposta nel lungo termine. Quella sicuramente è la strada dei piani, per esempio il Transizione 5.0, che tuttora fatica a decollare per questioni legate a paletti burocratici, a normativa, ad una serie di meccanismi di intreccio tra investimento in macchinari, che è un po' quello che è il core, diciamo, di questa iniziativa, insieme con l'efficientamento energetico che deve essere collegato. Questi parametri forse sono stati individuati in maniera un po' slegata, ecco, da quella che poi è la realtà del tessuto produttivo, perché non dimentichiamo che tante volte le misure anche di incentivo, che sono anche di buon auspicio, ecco, per quello che è la crescita del territorio, sono varate e pensate più verso un'impresa di dimensioni molto più grandi rispetto a quelle che poi nel territorio noi incontriamo e rappresentano il grosso, esatto, no, rappresentano la stragrande maggioranza del nostro tessuto, e senza dimenticarci che poi anche le imprese più grandi anche recentemente hanno manifestato qualche perplessità rispetto a questi piani, di sicuro di grande impatto potenziale, però che faticano ancora a essere messi in atto, molte risorse ancora ferme, penso ai 15 miliardi stanziati e ancora molti pochi soldi, insomma, impegnati dalle imprese. Ecco, si sta molto parlando anche delle comunità energetiche, in che maniera anche le imprese possono essere coinvolte? Per i privati si stanno attivando molto, anche i comuni, parecchi si stanno attivando proprio per cominciare a partire con questi piani di comunità energetiche. Per le imprese? Ma per le imprese il tema delle comunità energetiche da sempre è stato interesse dell'associazione della CNA come chiave per un futuro di sempre maggiore autonomia e autoconsumo rispetto all'approvvigionamento energetico. Quello che è successo è un iniziale interesse, anche con molto entusiasmo devo dire, rispetto alle comunità energetiche. La Regione Veneto, anche in maniera molto recettiva, ha stanziato una serie di risorse, i 10 milioni di cui aveva parlato già nel 2023, poi questi soldi sono stati diciamo, resi operativi solo per una parte, circa 1 milione di euro che erano destinati alla valutazione propedeutica, quindi a quei lavori preparatori per le comunità energetiche, rimanendo ancora poi in qualche modo fermi tutta la serie di risorse che andavano per la messa a terra dei progetti e quindi per l'incentivo rispetto ai fotovoltaico, alle strutture, agli hardware, alle strutture necessarie per l'interscambio delle comunità energetiche. Quindi siamo fermi e siamo un po' preoccupati anche per questo rallentamento nell'avanzare delle iniziative delle comunità energetiche, che riteniamo essere una chiave importante nella pianificazione anche dell'approvvigionamento energetico delle imprese, che vedono in questa nuova prospettiva un'occasione di interscambio più efficace all'interno della propria cabina con più soggetti e allo stesso tempo un autoconsumo che sia come dire, calato effettivamente su quello che è la necessità e la produzione di energia elettrica. Certo, questo è ancora, come dire, un po' nebuloso rispetto a quello che sono i contorni operativi, nel senso che molte aziende si domandano quale investimento non solo iniziale ma anche poi continuativo serve, perché una comunità energetica va gestita, va trovata anche la formula corretta per il giusto interscambio dell'energia, insomma, quindi tutta una serie di criticità che frenano, esatto, e che invece riteniamo sia il caso, insieme ai vari livelli decisori della politica, mettere in ragionamento insieme, ecco, ovviamente con le parti di rappresentanza. Ecco, quindi il lavoro da fare ce n'è ancora tanto in questo settore, e l'appello che viene lanciato dal
dalle imprese, in questo caso da CNA, è molto forte, proprio perché voi avete detto il 2025 potrebbe essere davvero l'anno della tempesta perfetta per il manifatturiero. Sì, abbiamo... Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, no, con gli anni della pandemia. Dopo una nuova normalità in qualche modo che è quella che poi fotografavamo in quel 2024, 2023, 2024, quindi l'ultimo inverno, si preannunciano tutti gli ingredienti, ecco, perché ci sia una situazione congiunturale rispetto anche, pensiamo, a questa diminuzione, a questa criticità legata all'export manifatturiero, e insieme a altri settori come può essere il tessile, per cui abbiamo una fotografia di tutta una platea di aziende che stanno facendo anche ricorso ai sistemi di tutela al reddito, quindi alla cassa integrazione, eccetera, e allo stesso tempo un aumento di costi imprevedibili e soprattutto difficilmente arginabili nell'immediato, che ci impongono una riflessione diciamo trasversale tra il livello di istituzioni, di parti sociali, affinché questo 2025 possa mantenere anche quelle aspettative di crescita che invece auspicavamo non più tardi di qualche mese fa, insomma nel 2024, che sembrava avere tutti gli ingredienti, ecco, per una ripresa. Ecco, certo, quindi riflessioni anche urgenti, perché le bollette arrivano, le difficoltà nell'export, lo dicevamo, c'è la Germania, ci sono le minacce dei dazi di Trump, che anche queste, diciamo, stanno un po' in qualche maniera preoccupando non poco il settore, quindi ad avere un appello, insomma, a fare presto e a prendere in mano la situazione. Io ringrazio allora Enrico Foffani della CNA di Treviso per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Noi ora continuiamo il telegiornale andando a Padova per vedere il primo mezzo che è appunto arrivato proprio in questi giorni e correrà lungo la nuova linea che collegherà la stazione Volta Barozzo. È arrivato al capolinea di Volta Barozzo da Strasburgo il primo dei nuovi mezzi che circoleranno sulla linea SIR 3. Nella livrea e negli interni non ci sono grandi novità, le principali migliorie sono nel vano motore. Esteticamente lo vediamo uguale, in realtà ha delle innovazioni tecnologiche questo mezzo, in particolare dei dispositivi di sicurezza antideragliamento sono stati implementati e delle nuove batterie che sono più performanti e quindi potranno anche performare meglio sui tratti del SIR 3, dove sono previsti non un unico tratto senza catenaria come sul SIR 1, quello di Prato della Valle, ma invece due tratti, e quindi servino un'innovazione appunto sull'aspetto delle batterie. I prossimi 5 mezzi avranno 3 cassoni, quelli che arriveranno dopo, 28, ne avranno 4, ampliando quindi la capienza del mezzo. Un mezzo rinnovato nella tecnologia, ancora più stabile e con batterie ancora più potenti. Porta già in dotazione le batterie nuove, che sono batterie più performanti e in questo caso vengono a puntino perché appunto in questa tratta del SIR 3 abbiamo 2 tratti in cui il veicolo va a batterie, che sono Morgagni e la passeggiata Bianchini, e inoltre è stata, diciamo, gli interni sono nuovi, nel senso che i sedili sono rivestiti con una stoffa che è uguale, più o meno uguale a quella dell'esistente, ma appunto nuova rispetto all'origine. In città i lavori proseguono. Dopo la posa della piattaforma in via Sografi, tra marzo e aprile si apriranno i cantieri davanti all'ospedale. Da marzo-aprile invece inizieremo sull'ultimo tratto, quello più forse complicato, non tanto per le condizioni stradali ma per il luogo delicato che è quello dell'ospedale. Lì stiamo già iniziando a vedere se è possibile lavorare su 2 turni quantomeno, quindi anche la sera, ovviamente organizzando il lavoro con gli aspetti più rumorosi di giorno, per lavorare invece, recuperare il tempo e lavorare più veloce di sera con dei lavori che però saranno meno rumorosi, come la realizzazione delle porifere, che sono i cavidotti dove passeranno i cavi, quindi lavori che si possono fare anche in orari più delicati perché non sono rumorosi. Conclusi i lavori, nei primi mesi del 2026 i mezzi entreranno in esercizio dopo un collaudo. Nel Vicentino ora ancora un ordigno ritrovato a Montebello. Si sta organizzando il terzo Bomba Day in 3 anni, l'ultimo, lo ricorderete, era stato lo scorso 15 dicembre.
Bomba Day, ancora uno, l'ennesimo. A Montebello Vicentino ormai il ritrovamento di ordigni della Seconda Guerra Mondiale è diventato un grande classico. L'ultimo è stato rilevato a 10 metri da dove si trovava la bomba fatta brillare il 15 dicembre, sempre nel cantiere dell'alta velocità sulla linea ferroviaria accanto all'autostrada A4. È stato rinvenuto questo nuovo ordigno bellico a fianco, a soli 10 metri di distanza dal precedente. L'ultimo Bomba Day l'abbiamo effettuato il 15 dicembre, quindi adesso ci apprestiamo a fare un nuovo Bomba Day, il terzo per la nostra comunità. Oggi in prefettura si è tenuta la prima riunione tecnica a cui ha partecipato il sindaco di Montebello, Dino Magnabosco. L'ordigno pesa 230 kg e misura 1,25 m di lunghezza. Fu sganciato dall'aviazione americana, infatti è gemello di quello ritrovato a novembre e fatto brillare a dicembre. È stata analizzata la criticità riguardante appunto l'ordigno bellico e le fasi da seguire durante la procedura che riguarderà il Bomba Day. La procedura sarà la stessa, quindi avremo chiusura della linea ferroviaria e chiusura dell'arteria autostradale. Insomma, Montebello si prepara a vivere il terzo Bomba Day in 3 anni. Il primo il 24 aprile del 2022, il secondo il 15 dicembre del 2024 e adesso si punta a individuare una domenica probabilmente a febbraio del 2025. L'area delle operazioni avrà un raggio come l'ultima volta di 468 metri e saranno evacuati gli stessi 94 residenti. Bomba Day ricalcherà il precedente, i cittadini interessati saranno sempre gli stessi e cercheremo di migliorare e quindi diminuire i disagi per la popolazione interessata. Ed abbiamo un'ultima ora di cronaca giunta proprio pochi minuti fa in redazione, quella dell'ennesimo incidente stradale grave che purtroppo si è verificato lungo la autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Il bilancio purtroppo è pesante, un morto e un ferito. Nel sinistro sono rimasti coinvolti 2 veicoli leggeri ed un mezzo pesante che trasportava materiale plastico. Secondo una prima ricostruzione si era creata una colonna di mezzi pesanti fermi lungo la corsia di marcia per cause ancora in corso di accertamento. Una vettura ha percorso appunto alcune centinaia di metri affiancando i mezzi pesanti, centrando poi un auto articolato. Naturalmente maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ed ora cambiamo argomento, andiamo sull'altopiano di Asiago per parlare di neve, della scarsità di neve e di come sia necessario diversificare l'offerta turistica a fronte dei mutamenti climatici. L'inverno meteorologico sta volgendo al termine e solo una parte delle cime più alte delle montagne possono dire di aver visto nevicate significative. In altopiano di Asiago le tonalità prevalenti sono quelle dei prati e dei boschi, ma non quelle più tipiche della stagione fredda. Noi abbiamo avuto un ottimo periodo natalizio fino al 6 di gennaio e la stagione turistica invernale la si fa in relazione anche alla presenza di neve durante questo periodo, che è il periodo di massima affluenza. I nostri comprensori hanno lavorato a gonfie vele. Penso ad esempio a quello del Caberlaba, dove c'è stata un'affluenza che non si vedeva più degli anni 80. Sugli impianti il Comune di Asiago ha fatto investimenti che stanno avendo un importante ritorno economico in termini di presenze turistiche, ma vanno cambiate anche le abitudini, dato che il primo a cambiare è stato il clima e i suoi ritmi stagionali. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, li stiamo affrontando cercando di rendere molto più eterogenea l'offerta turistica e dando la possibilità a chi apprezza il nostro territorio di poter godere del bello che ci circonda attraverso varie attività, varie iniziative, vari eventi, anche qualora non dovesse esserci la neve. A ridosso dei proverbiali giorni della merla c'è ancora speranza che i fiocchi arrivino in abbondanza. Puntiamo molto sul mese di febbraio, quale mese centrale nell'ambito della programmazione turistica, dei flussi turistici, perché nel mese di febbraio si è sempre lavorato considerandolo come il mese di alta stagione per le settimane bianche. Speriamo di poter avere ancora neve per poter prolungare ancora di più la nostra stagionalità invernale.
Chiudiamo parlando di Carnevale. Ieri è stata presentata l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia che si aprirà con uno spettacolo in piazza San Marco il 14 febbraio. Rassegna quest'anno dedicata a Giacomo Casanova. Il Carnevale di Venezia quest'anno inizia il 14 febbraio, una data iconica, la festa di San Valentino, e inizia proprio da piazza San Marco, dove sarà già operativo il palco che ci accompagnerà fino al 4 marzo a Martedì Grasso. La prima notte di Carnevale sarà dedicata agli innamorati che la sera di San Valentino potranno salire sul palco per urlare il proprio amore. D'altro canto, dal corteo acqueo sul Canal Grande al taglio della testa del toro in piazza San Marco, dagli spettacoli d'acqua all'Arsenale a quelli delle compagnie della commedia dell'arte nei campi veneziani, fino alle sfilate dei carri allegorici in tutte le località del comune, Venezia si appresta a festeggiare un Carnevale 2025 che avrà come tema conduttore la figura di Giacomo Casanova, anzi il tempo di Casanova, il XVIII secolo. Il Settecento è stato proprio il secolo dell'arte e il secolo dello spettacolo. I teatri in Italia sono quelli che hanno avuto il massimo splendore proprio in quest'anno e il trucco settecentesco legato alla scenografia creava veramente degli spettacoli indimenticabili. Accanto al direttore artistico Massimo Checchetto c'è Silvia Zecchin, 21enne di Noale, Maria del Carnevale 2024. Sono un po' triste di dover cedere la corona, ma sono anche curiosa di scoprire chi sarà la Maria 2025. Peraltro le nuove Marie saranno per così dire adeguate al tema del Carnevale. Dovrebbero essere 12 giovani spose, angeliche, belle. A Giovedì Grasso le trasformiamo in 12 dame del Settecento, molto provocanti, molto con delle acconciature incredibili in testa e con un trucco particolare. Una manifestazione estesa e partecipata come il Carnevale di Venezia non richiede solo un grosso sforzo organizzativo dal punto di vista artistico, ma anche un'attenta pianificazione di tutto ciò che i suoi eventi comportano anche in termini di ordine pubblico. Bisogna tener conto ovviamente dei luoghi, dei meccanismi di afflusso del pubblico, della gestione anche dell'evento stesso all'interno della città. E purtroppo proprio in chiusura di questa edizione abbiamo un altro aggiornamento di cronaca tragico relativo ad un infortunio mortale sul lavoro che si è verificato a Campo San Martino, siamo in provincia di Padova, dove un 59enne italiano è caduto da un tetto di un'azienda da un'altezza di circa 7 metri, decedendo sul colpo. Sul posto naturalmente sono in corso le indagini da parte degli operatori dello Spisal. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.